Ciao ragazzi, oggi location d'eccezione, siamo qui a Feglino, Finale Ligure, e vi presento un bel giro cross country che fa tutto il giro della valle da ovest a est e iniziamo con la prima traversata. Come al solito, per tracce e info potete contattarci sulla pagina Facebook Test Endure MTB Team. E andiamo. Bivio conosciutissimo ai più, qui parte la legnaia e noi imbocchiamo questo trail . Qualche punto più tecnico molto carino qua. Olè. Altro bivio, a sinistra si va per Cromagnone Neanderthal, noi prendiamo a destra e continuiamo di qua.
Grazie, salve. Spettacolari prattoni di Pianmarino. Guardate che show. Da qui a destra e si sale per lo sterrato. Salve, grazie. Da qui mulattiere perfino al borgo, molto molto bello come percorso. Prestate solo attenzione quando è bagnato, perché chiaramente queste pietre tonde poi diventano più scivolose. Oggi è bello asciutto, c'è un grip fantastico, quindi non abbiamo problemi.
Guardate che figata sto percorso. Qui a destra, guardate che bello, eh! Siamo arrivati nel centro di Finale Borgo. Discesa numero 2. Stupenda.
Ale, niente piedi in terra. Qui giriamo a sinistra, praticamente è un guado in secca, si risale un pochino ma poco. Sono questi solchi nelle rocce bellissima questa parte. Tutti punti tecnici ma largamente fattibili, sempre con asciutto ovviamente, perché con bagnato finisce che tengono poco. Guardate questa sezione stupenda di roccia, tutta fattibile. Hop. Qui praticamente siamo in una specie di alveo di Torrentino. Molto bello, un po' fisico ovviamente, ma fortunatamente non è ripido, quindi la pendenza è dalla nostra. Qui abbiamo una risalita.
qui si impenna leggermente di più, ma niente di troppo hard. Alberi molesti. In breve risalita, ci allacciamo per l'ultima parte dove affiorano tratti di mulattiera. Ormai siamo vicini all'abitato. Occhio micio che ti piglio. Voilà, molto bella. Siamo risaliti sull'altopiano di San Bernardino e adesso ci prepariamo all'ultima traversata più discesa su un ambiente veramente fantastico, molto conosciuto, molto gettonato da tutta la comunità finalese e non. Iniziamo con questo bello sterro facile, pedalabile, è stato restaurato non da molto, purtroppo hanno riempito un po' di ghiaia, un po' di punti tecnici carini, però è sempre bello perché quest'altopiano merita. Su un tappeto di aghi di pino.
qui dipartono diversi trail enduro. Abbiamo passato poco fa l'inizio del Dolmen, famosissimo sentiero EVS. Qua parte il Pianarella, quindi le potenzialità che offre questo altopiano sono diverse, e fra poco arriviamo al bivio che porta poi alle Due Ruggette. Ovviamente oggi noi siamo in un giro molto più pedalabile, molto più appunto XC trail bike. Potete comunque trovare tutte le discese che ho nominato sul nostro canale YouTube nei video specifici. Grazie. Qui fondamentalmente questo è il bivio dove prima abbiamo preso Ca del Vacché, e adesso noi invece andiamo a sinistra per scendere verso il campeggio, il Cuco Camp e poi Feglino. Guardate che sezioni di rocce. Stupendo. C'è qualche punto un po' più realistico. E qua si scende giù.
c'è un altro dente che bisogna fare per forza a piedi, che ti porta su questa splendida rocciata. Guardate che spettacolo! Fantastico! Top! Qui praticamente andiamo a scavallare questa è la parte più tecnica.
Questa parte è veramente bella. Siamo dal camping. Bel guadino. Ok, ed eccoci in Feglino. Siamo praticamente in zona casella autostradale. Spero che il video vi sia piaciuto. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale YouTube, alla pagina Facebook Test Enduro MTB Team. Se volete tracce o info non fate altro che scriverci. Un saluto da Luca Oro. Yeah.